Nessun caso di coronavirus per ora in Veneto, ma l'attenzione delle autorità sanitarie della regione è massima. Operativa la task force regionale, un coordinamento con compiti di monitoraggio. Coordina tutti i dipartimenti di prevenzione, i reparti malattie infettive, tutte le unità che ci sono, le aziende sanitarie di tutto il territorio regionale. C'è quindi un'attività molto intensa, cercando di dare le istruzioni necessarie in caso si dovessero verificare appunto casi. Sarà l'azienda ospedaliera di Padova il centro di riferimento regionale cui saranno indirizzate le richieste del numero attivato dal Ministero della Salute. Massima attenzione, allerta massima, però cerchiamo anche di non creare allarmismi e preoccupazioni. I cittadini possono stare tranquilli e continuare con la vita normale. È chiaro che se ci dovessero essere dei sintomi, e sappiamo che sono i sintomi di un'influenza però ripetuti, febbre, problemi alle vie respiratorie eccetera, in quel caso è bene contattare il proprio medico di medicina generale. Noi abbiamo già anche qui con i medici di medicina generale già instaurato un tipo di comunicazione, di informazione, oppure chiamare appunto le istituzioni sanitarie. La parola d'ordine resta quella di bloccare ogni possibilità di contagio. Attivato dall'Università di Padova un numero di riferimento per docenti e studenti di rientro da paesi interessati dal contagio, controlli sanitari rafforzati negli aeroporti. C'è un'attenzione messa in pista sui maggiori aeroporti nazionali a livello appunto di Ministero della Salute, ma anche i nostri insomma sono monitorati e le nostre aziende sanitarie di riferimento insomma sono molto attente e molto vigili anche in questo caso. Intanto sono più di 170.000 i veneti colpiti dall'influenza. Il picco è previsto per la metà di febbraio. 6 casi gravi, tutte persone che non erano vaccinate.